L'impegno del Comune è stato un impegno gravoso, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo organizzativo. Al di là del fatto che le risorse siano risicate, come ho avuto modo di dire poc'anzi quando abbiamo fatto il discorso di inaugurazione, quest'anno però si va un po' meglio perché la Regione ci dà la certezza di una programmazione triennale e quindi ci consente un briciolo di programmazione e non è una cosa da poco. Quali le novità quest'anno? Le novità, la mostra è allestita sempre nel segno della continuità, quindi praticamente c'è una maggiore partecipazione rispetto all'anno scorso. Tenga conto che uscivamo l'anno scorso da 2 anni di Covid, anche se la mostra non è mai stata interrotta, quest'anno c'è una maggiore partecipazione, le eccellenze sono sempre le stesse. Alla mostra sono collegati quest'anno alcuni eventi collaterali di grande importanza. Sì, ho citato prima designers e ne ho spiegato il significato. Allestito presso il Museo Muraz la rassegna delle maschere organizzata dai Mamuzones Anticos di Samugheo, che ricomprende gruppi della nostra tradizione, gruppi della penisola, gruppi africani e gruppi messicani.